Oggi apriamo il mercato chiuso a Vicenza, che sarà un momento importante di incontro fra il cittadino e il consumatore in questo locale che è messo a disposizione dalla Camera di Commercio. Avremo 19 aziende del nostro territorio. È un progetto nazionale voluto da Coldiretti, dove in ogni città capoluogo d'Italia apriremo un mercato come questo a Vicenza. Bisogna ringraziare in maniera forte tutta la struttura Coldiretti per l'impegno che ha messo, perché veramente è stato un momento che ha catalizzato tutte le forze della nostra struttura. E allora adesso possiamo tagliare direttamente, Sindaco, Presidente, il miglior sorriso dei produttori deve uscire in questo momento, perché qui vedete negli annali della Coldiretti. Siamo pronti al taglio, di solito c'è un grande applauso. Campagna Amica apre il mercato coperto dove produttori di Vicenza vendono il loro prodotto, ma non è un mercato solo per la vendita, è un mercato dove si crea comunicazione, si coinvolge il cittadino, si crea cultura e lo scopo è quello di socializzare. Si vuole avere l'agricoltore che comunica al cittadino quali sono le produzioni e vende solo e esclusivamente produzioni proprie. Oggi fare l'agricoltore, il contadino, che è un bellissimo nome, non prevede più solo la propria cultura di famiglia. Oggi c'è bisogno di professionalizzazione. Oggi l'agricoltore, soprattutto accompagnato da Coldiretti, che ha la grande capacità di rendere contemporaneo il messaggio, deve essere anche un po' agri-chef, deve saper comunicare con l'estero, deve riuscire a mettersi in sintonia, in sinergia e avere una vocazione commerciale come qui oggi. Questo è un bel centro commerciale in centro storico a chilometro zero. Amici di Radio Vicenza, una sorpresa per voi quest'oggi, abbiamo incontrato anche Moreno Morello. Perché lei sta lavorando per Radio Vicenza, ma siamo stati intercettati da una telecamera. Sì, sono venuto qui dove mi sono sentito male, nell'angolo degli orrori, perché sono esposti tutti dei prodotti contraffatti che sviliscono il lavoro di tanti agricoltori. Direttore, che cosa succede in giro per il mondo? Purtroppo copiano i nostri prodotti, cercano di imitarli, ovviamente è solo un'imitazione perché la qualità non ha sicuramente paragone, e chiaramente vengono sminuiti i nostri prodotti che invece hanno salubrità e sono prodotti che hanno un contenuto anche etico notevole. Ecco, in un momento in cui celebrate l'eccellenza, un angolino lo avete riservato per esporre al pubblico ludibrio tutti quelli che sono invece i prodotti contraffatti, perché mai nessuno abbia più a cadere in questi inganni. In bocca al lupo!